eccomi qua. Allora, insetti associati agli alberi in Friuli Venezia Giulia. Allora, insetti associati, ho dovuto mettere un titolo così perché gli insetti, come vedremo, c'è attività industriale, associati, quindi legati in qualche modo agli alberi, ma ce n'è di tantissimi. Quindi non posso parlare di tutti, vi farò una carrellata su alcuni gruppi di questi animali e degli esempi particolari che possono interessare quando magari avete sentiti, no, ultimamente, no, per problemi di vario tipo. Ok? Quindi farò vedere una parte degli insetti, se no istintivi, insomma, non basta. Ma funziona? Dove è la foto? Abbiamo detto che... Niente, tutto sì. Come cadeva qui? Noi proviamo un po'. Sergio, calma Marco. Non va? Non va avanti, niente, solo quello. Prova. Era provato? Vai, Ecco. schiaccia il punto Sì, va bene. se no, tanto adesso funziona. Adesso bene, direi cantato. Bon, allora, un qualcosa sull'ecologia dei boschi legati alla presenza degli insetti, poi il famoso insetto autoctono, una bestia che è di qua, un insetto, quello, il vostro tipografo, che avete sentito tutta la storia, no, dei boschi di abete rosso, il disastro che c'è in Friuli, in Veneto, in Lombardia, un poco dappertutto, soprattutto a partire dalla tempesta Varia. Poi un caso particolare che mi piace un po', degli insetti galligeni, sono degli insetti che producono sulle piante delle escrescenze, delle malformazioni particolari, e in mezzo a questi ci metto un caso un po' particolare che è quello del cinibile galligeno del castagno, il nostro castagno che abbiamo nelle valli per esempio, no? Ma tutto nella zona così prealpina. E dopo però, parlando di uno dannosissimo, un altro dannoso così, però ci vediamo anche qualche insetto di interesse conservazionistico, quelli proprio importanti dal punto di vista naturalistico, soprattutto quelli che sono anche di direttiva Habitat, che per fortuna ne abbiamo diversi, che quindi se ci sono dobbiamo in qualche modo proteggerli. Ecco. Allora, alcuni cenni sulle caratteristiche ecologiche del bosco. Bene, parliamo boschi, alberi, foresta, alberi insomma, o singoli o gruppi o... Che caratteristiche hanno i nostri boschi, per esempio? No? È abbastanza semplice. Elevata complessità strutturale, sono boschi, alberi, cespugli, altezza diversa, alti, molto alti di solito, con tanta superficie. Pensiamo a un bosco di latifoglie, no? Con tutte le foglie che ci sono enormi superfici, no? Producono sostanza primaria, cioè legno e foglie, legno, solo che le foglie, quelle quando cadono, anche gli alberi dei pini, dopo un po' si trasformano in lettiera e quindi in humus. Il legno invece è un qualcosa di molto più resistente e quindi una parte di questo materiale si resta immobilizzato nel breve periodo, ovviamente nel lungo periodo che questo viene riciclato. E dopo questi boschi di solito hanno una inerzia, una lunga durata, quindi è lì da tempo, salvo casi particolari come abbiamo visto la tempesta Varia che ha distrutto tutto, ma è un caso purtroppo per fortuna abbastanza isolato. E quindi vuol dire che in questo bosco, in questa situazione, ci sono tante superfici, tanti grandi volumi, tante superfici, tanto materiale organico prodotto dalle piante che dura nel tempo. E questo è importante perché questo fa sì che ci siano poi le premesse per mantenere delle grosse numeri di tante specie, in particolare io mi interesso di insetti. Che cosa vuol dire avere queste caratteristiche? Vuol dire tanta sostanza organica a sostegno delle catene alimentari, no? Perché le bestie li mangiano, tanto spazio, articolazione spaziale, affidabilità, perché il bosco c'è già e resta, non è che c'è una volta e il giorno dopo non c'è più. Questo fa sì che ci siano tante nicchie ecologiche stabili nel tempo, quindi tantissime nicchie anche trofiche, cioè quelle che gli insetti utilizzano per l'alimentazione,
E questo fa sì che nei boschi di solito ci sia uno zoo, no, di animali di tutti i tipi. E io parlo soprattutto per quanto riguarda gli insetti. E quindi gli insetti, dal punto di vista così zoologico, sono importantissimi negli ecosistemi, anche più, diciamo, rispetto ai boschi, anche più rispetto ad altri animali come i mammiferi. Ecco. E questi insetti che noi troviamo possiamo dividerli, giusto dal punto di vista didattico, in fitofagi, zoofagi e onnivori. Allora, se sono fitofagi, fitopiante, mangiano piante, ma in vario modo. Mangiano le foglie, succhiano gli umori vegetali, oppure mangiano piante morte, no? I fitosaprofagi o detritivori, e via di questo passo. Gli zoofagi mangiano altri animali, quindi noi chiamiamo, vedremo qualche esempio di predatore, qualche esempio di parassitoide, qualche esempio di zoosaprofago, cioè animali che mangiano animali morti. E poi ci sono gli onnivori, non ce n'è tantissimo, ma ce n'è, per esempio le formiche, che mangiano un po' di tutto, quello che trovano. Animali vivi, animali morti, piante vive, piante morte da tempo. Quindi capiamo che in questo ambiente, bosco, diciamo così, c'è una situazione in cui è possibile la presenza di un numero incredibilmente alto di animali, tante volte a bassa densità di popolazione però, salvo casi particolari, quello del bostrico, dove invece scoppia, no, il numero degli esemplari. Quindi ci sono tanti animali, perché ci sono tante piante arboree, arbustive, e quindi ci sono tanti fonti alimentari e spazi. Teniamo presente che ci sono animali fitofagi, ci sono quelli specializzati per un'unica pianta, specializzati per poche piante, oppure oligofagi, cioè che mangiano un po' di tutto, sempre piante, quei polifagi si chiamano. Quindi c'è tutta questa situazione molto abbastanza così variegata. Un aspetto da definire è questo qua, che ho messo questo disegno, questo grafico. Quello lì è uno schema riguardante un abete rosso, gli abeti rossi, un abete rosso. È una pianta, diciamo così, matura, no? Quindi un tronco bello grosso, e qua è diviso in 4 parti, e qua ci sono i nomi, che non serve imparare, non neanche leggere perché sono piccoli, leggete meglio qua, di specie, no? Legate all'abete rosso, che però si sono specializzate in determinate posizioni del tronco, e in particolare tutti questi sono piccoli coleotteri corticicoli. Corticicoli vuol dire che scavano le gallerie appena sotto la corteccia, così come quasi scritto Ips tipographus, che è il vostro tipografo, okay? Che è quello famoso dannoso agli abeti. Cosa vuol dire questo? La stessa pianta, in posizioni diverse, ospita bestie diverse perché hanno delle esigenze particolari, no? Questo è un esempio, no? Per quanto riguarda lo spessore della corteccia. Allora, in cima al cimale ci saranno cortecce di pochi millimetri, 2 mm, 3, poi scendendo sono 2-3 mm, poi l'Ips tipographus, il nostro, ha bisogno di 4-6 mm di spessore della corteccia. Sotto, bellissimo, dentro Phthonus micans, cortecce da 5-9 mm. Allora, addirittura dentro Phthonus micans, che è una bestia da circa 1 centimetro, 9 mm, mentre in cima lassù il Pythiogenes Calcographus è una bestiolina di pochi millimetri, e quindi ha bisogno di cortecce sottili, l'altro ha bisogno di cortecce molto grosse. Il nostro, l'Ips tipographus, sta qui. Se quella è una pianta matura, no? Ha bisogno di quelle cortecce di quello spessore. E ognuno cioè sullo stesso albero ci possono essere contemporaneamente 4 specie, più aggiungiamo, volendo, quelle che vivono sui rami, sono altre ancora, sempre di piccoli coleotteri che mangiano la corteccia, o qualcuno addirittura dentro il legno. Cosa vuol dire allora? Se ha bisogno di queste cortecce di questo spessore, vuol dire che un abete rosso piccolo viene colpito dal tipografo, dal bostrico? No. Uno con un diametro di 20 cm neanche,
bisogna che ci sia un diametro abbastanza di 30 cm o più. Allora, se è 30 cm, diciamo, lui colpisce la base di quell'albero. Se invece l'albero è enorme, lo troviamo lassù. Ok? E questo ci fa capire appunto perché mai il bostrico poi soprattutto è così disastroso. Perché trova boschi con piante mature, coetanee, della stessa età, che hanno tutto lo spessore della corteccia buono per questa bestia qua. I nuovi impianti sono colpiti, ma i nuovi impianti non ce n'è ormai. Li faranno qualcuno adesso per rimpiazzare le aree colpite dal bostrico, ma non sono tanto sicuri di farlo perché rischiano di essere di nuovo colpiti per qualche anno. Ok? Quindi la stessa pianta può ospitare bestie diverse nella stessa nicchia, corteccia del tronco. Pensate che come si sono evolute queste bestie. Ma la stessa pianta può ospitare all'interno poi, no, questo è sempre un altro albero, a seconda del tempo in cui è morto, dal momento in cui è morto in poi, nel primo anno, primo secondo anno ci sono delle specie che vanno soprattutto sotto la corteccia, poi la corteccia si secca e arrivano altre specie che entrano anche nel legno, poi a seconda se l'albero resta in piedi o cade giù, che se resta in piedi resta secco, se cade giù resta umido, no? È più umido il tronco. Arrivano altre bestie, quindi la stessa pianta può ospitare a seconda del momento, no? Bestie diverse, qua non serve, sempre xilofagi, fagi, no? Mangiano xilo, legno. Alla fine addirittura ci sono le formiche qua sotto, che in realtà non mangiano legno, ma utilizzano il legno già malandato con le gallerie degli altri insetti per fare i nidi. Loro non lo mangiano, scavano per fare gallerie, per fare i nidi, alcune specie. Quindi lo stesso albero nel tempo ospita comunità diverse, specie diverse. Bellissimo. Bene, allora, fitofagi, no? Che mangiano piante. Abbiamo fitomizzi, quelle che pungono e succhiano, i docchi delle piante per esempio, no? O pungono i parenti, ma quindi succhiano i contenuti cellulari o succhiano dalle nervature, quindi la linfa. Poi defoliatori che mangiano le foglie, i druchi per esempio, no? Tutte le specie. Minatori che scavano nello spessore della foglia. Quelli che mangiano anto, quindi fiori, semi e frutti. No, qua. Insomma, tante varie bestie. Poi ci sono proprio gli xilofagi e poi aggiungiamo i blastofagi che sarebbero quelli che mangiano il blasto, che sarebbero i rameni piccoli, ma sono sempre xilofagi. Però li hanno divisi così. Eccoli qua, no? Fitomizzi che succhiano, quelli che fanno galle anche, vedete, quelle lì del dopo, quelli che mangiano frutti o semi, eccetera, xilofagi e poi filofagi. Quindi una categoria molto vasta, no? E tutti utilizzano qualcosa di questi veneri alberi. Quindi fitofagi. Bene, allora abbiamo visto alberi grandi, mobili, grandi dimensioni, longevi, ma e insetti al contrario, molto mobili, si spostano da parte all'altra, piccole dimensioni, vita breve. Quindi in questo ambiente particolare ci sono queste due componenti, alberi che hanno certe caratteristiche e esattamente il contrario, no, gli insetti, che sono in grado, no, di esercitare una funzione anche di selezione, no, eliminando poi le piante non adatte all'ambiente. Quindi gli insetti che ci sono fanno il loro mestiere, anche il bostrico in realtà sta facendo il mestiere, perché in queste condizioni l'abete rosso lì non ci può stare più, perché è cambiato il clima, sono successe varie situazioni e quindi il suo lavoro è quello di eliminare le piante che non sono più adatte a quell'ambiente e nel frattempo l'ecosistema arriverà a colonizzare nuovamente queste aree dove non c'è più l'abete rosso con altre piante, tanto è vero che adesso è pieno di cespugli, no? Nati nelle zone dove non ci sono più le abete rossi, quindi sta evolvendo, no? Un qualcosa di più stabile probabilmente nel tempo, però non è detto che questa situazione sia favorevole dal punto di vista economico, perché quello è il problema. Ok? Bene, e quindi questa
accelerazione, queste capacità degli insetti quelli soprattutto fitofagi, ma soprattutto degli xilofagi, di andare a eliminare le piante o deboli, malandate, o che non sono più nel posto giusto, no? Ecco, porta a questa accelerazione dell'evoluzione, no? della componente arborea nei nostri boschi. Però il bosco in realtà è una bestia è sempre stata, e quindi è stato favorito da circostanze eccezionali. Bene. Quindi ci sono diversi fattori di rischio, no? che possono comportare dei problemi alla componente arborea, fattori di clima, no? Abbiamo visto che cambia, no? Il clima, l'aspetto stazionale, cioè la posizione, come è sistemato, su che posizione, su che versante è sistemato il bosco, se il popolamento è fatto di un'unica specie oppure è misto di tante specie. Ci sono fattori di disturbo, eventi meteo eccezionali, però è tropico, ci sono anche fattori di resistenza delle piante e ci sono anche casi appunto importanti nell'equilibrio dell'ultimo punto, presenza attività di limitatori naturali che nel caso del bostrico non sono in grado di tenerlo sotto controllo. Un esempio, no? Questi microclima locale, temperature, caratteristiche del suolo, esposizione possono agire direttamente o indirettamente sugli insetti e sulle piante. Vediamo quello che succede spesso nei nostri ambienti. Un esempio di come questi fattori intervengono, favorendo, no, l'attività degli insetti. Allora, temperature medie stagionali molto più elevate della media. Succede ogni tanto d'estate qua, adesso rispetto a una volta. È più facile? Sì. Che favoriscono il successo riproduttivo di una certa specie e aumentano la traspirazione delle piante. Più caldo è, più le piante perdono acqua. Se perdono acqua e c'è anche scarsità di precipitazione, che succede, quest'anno non è successo, ma gli anni scorsi sì, e i terreni sono poveri, soggetti a forte drenaggio, nel senso che non sono capaci di trattenere l'acqua perché l'acqua se ne va subito quando piove, e poi aggiungiamo l'esposizione a sud, dove batte più il sole, ecco, porta a forte stress idrico delle piante, no? e quindi aumenta la vulnerabilità all'attacco degli insetti. Quindi questa è una situazione molto comune nelle nostre situazioni, quindi estate secche, piove poco, certi versanti non hanno poca acqua e le piante soffrono subito, e quando la pianta soffre è il momento opportuno dove viene attaccata dagli insetti e dicono: la pianta soffre, no, va bene, allora la facciamo fuori. Sono attirati proprio dalle piante così deperienti, perché non fanno il loro lavoro, eliminano le piante che non vanno bene. L'altro esempio che ci interessa di quelli presentati è quello della presenza e densità di limitatori naturali, e questi sono importanti in molti casi, purtroppo non per il bostrico, quindi predatori che mangiano, no, altri insetti, uccelli, no, che vanno a predare, parassitoidi, dei parassiti che vanno a parassitizzare, no, l'insetto dannoso in qualche modo, e poi agenti di malattia. Anche gli insetti hanno spesso, no, degli agenti, degli entomopatogeni, delle malattie, da virus, da batteri, da funghi, no, che eliminano anche delle grandi numeri di insetti in certi casi. Quindi bisogna tener conto di questo. Ecco qua, come predatori vedete una cimicia che sta mangiando dei bruchi, li porta al nido, una cocinella che sta mangiando i pidotti delle piante, un'afide. Qua invece un parassitoidi, vedete per esempio questa vespetta piccola qua, quella a sinistra, che sta infilando un uovo dentro un pidocchio delle piante, e là invece una bella rissa, un'altra vespa, che sta trovando dentro il legno la larva di una sua vittima e gli infila dentro anche lì l'uovo. No? Quindi tutti animali super specializzati questi, no? Questi parassitoidi, perché ognuno ha di norma la sua vittima specializzata. Bene, quindi abbiamo capito che
le faune dei boschi sono veramente molto complesse, c'è di tutto. Qua, giusto solo qualche accenno, giustamente. Bene, adesso passiamo all'altro aspetto, no, un insetto autoctono assai dannoso del bostrico, che l'ho già presentato perché insomma in questi momenti è il top. Allora qua lo vediamo, sono 5 mm circa qua a sinistra, e di là c'è lo Scolytus multistriatus, un altro piccolo coleoptero che invece è legato, associato a un fungo dannoso, è legato agli olmi. Ecco. Voi sapete che abbiamo i boschi planiziali, no? I quertocarpineti, no? Quelli della bassa pianura, per esempio, a Muzzana, dove c'è una componente, quella degli olmi, dentro l'ulmus campestre. Ecco, questi olmi purtroppo, quelli più grandi, non esistono più, perché c'è questo piccolo bestiaccia che li sta facendo fuori. Ma la gente più di tanto non si preoccupa e non li vede. Mentre quando, come vedremo delle foto, no, attacca il Lynx tipografus, no, ecco che questo invece ci sono delle situazioni anche dal punto di vista paesaggistico veramente complicate. Questo è piuttosto grandino, da 5 mm, l'altro è più piccolo. Ecco, questi qua sono degli scolitidi come famiglia, piccoli coleopteri, vedete tozzi, no? Non ci sono tante specie, circa 130, e hanno due caratteristiche, no? Sono specie che sono corticicole, come vi dicevo, che vanno sotto la corteccia, e altre che sono invece lignicole, che entrano dentro il legno e sono anche xilemmatiche o xilomicetofaghe. Ecco, questo è interessante, perché vi dicevo, sotto la corteccia, no, c'è una zona particolare che si chiama cambio, poi floema e poi l'ultimo anello di crescimento dello xilema, ricca di cellule che si moltiplicano, perché l'albero deve crescere, no, in diametro, quindi pian piano cresce, perché lì c'è la moltiplicazione delle cellule e quindi degli anelli poi. E se ci sono cellule che si moltiplicano, vuol dire che ci sono cellule vive che sono anche ricche di elementi nutritivi, no? Buoni per gli insetti che le mangiano. Dentro il legno invece, dentro un tronco, c'è tanta lignina, che è importante per l'albero per sta su, ma la lignina nessuno la mangia. E quindi e ci sono poi degli aspetti, appunto, delle biomolecole poco digeribili per tutti. Noi mangiamo legno? No, assolutamente, perché non lo digeriamo. E allora, per poter crescere questi animali, queste specie lignicole, sono associate a dei funghi. Il fungo cresce dentro il legno e loro mangiano legno e fungo. Allora lì trovano le proteine per crescere. Una roba fantastica. E sono strettamente associati, perché se la larvetta che deve mangiare il legno non trova anche il fungo, non cresce più e muore. Quindi non deve stare assieme. E dopo, quando l'adulto deve andare a fare trovare nuovi alberi, si porta dietro sull'esterno del documento i propaguli, quindi le ife fungine e le spore con cui andrà a inoculare il nuovo albero. È una roba precisa. Bene, allora quelli che ci interessano a noi sono quelli che si chiamano bark beetles, quindi gli insetti, i coleotteri della corteccia, corticicoli, ok? E proprio vanno a mangiare nel posto più buono, diciamo così, dove c'è più elementi nutritivi buoni e quindi possono crescere velocemente. Ecco, poi cosa fanno sotto le cortecce? Scavano delle gallerie, sono gallerie, come in questo caso, queste grosse qua sono le gallerie materne fatte dagli adulti, e poi ci sono le gallerie non fatte dalle larve. Però in base, tutto qua sono le gallerie del bostrico, che possono essere longitudinali doppie o qualche volta triple a Y, oppure possono essere trasversali, possono essere poi a stella, piazzola. Quindi ogni specie di coleottero scolitide corticicolo, a seconda poi dell'albero dove va, fa, no? Delle gallerie specifiche. Quindi anche se qualche volta trovi un albero morto, stacchi la corteccia, vedi le gallerie, dici, qua è stato quella bestia così, sapendo qual è l'albero e sapendo un po' quali sono gli scolitidi che ci vanno sopra. Quindi c'è l'abete rosso, c'è lo scolitide, e quello lì. È il più importante il centro forestale europeo, questo non si scappa.
per anni è stato un problema del centro-nord Europa e lo sappiamo purtroppo anche noi. Perché questi animali quando arrivano portano rapidamente a morte, no? Le piante, soprattutto dopo che sono successe delle situazioni particolari. Il 2003 è stata una estate caldissima, non so se vi ricordate, secca, anche in montagna, non pioveva mai. Ecco, quell'anno lì, l'anno dopo, è stato un anno tossico, perché aveva trovato piante fortemente debilitate, stressate dallo stress idrico. Dopo Baia, pensate voi, un disastro ancora, perché hai trovato tutte le piante malantate o cadute a terra o piegate, eccetera. Allora, questa è la distribuzione naturale dell'abete rosso in Europa, vedete, Scandinavia, un po' sulle nostre Alpi. Poi c'è un piccolissimo punto qua sugli Appennini che mi raccontano i forestali, fra qualche anno non ci sarà più. Naturale, ci saranno impianti da piante, insomma. Qua c'è la presenza appunto dei vari nuclei in giro per le Alpi. In Friuli ci sono circa 53.000 ettari, che non è poco. Bene. Qua vediamo, allora questo coleoterino, no? 5 mm, qua marrone, ancora marrone e non nero, marrone arancione marrone, che sono gli adulti neosfarfallati. Sono appena da poco sono diventati adulti, no? E quindi si producono dal colore, poi col tempo diventeranno marrone scuro quasi nero e stanno sotto le cortecce, vedete quelle gallerie lì. Quegli adulti poi diventati maturi andranno a cercare le piante da colonizzare, abeti rossi, e in questo caso vediamo questi buchini, no? Con questa rosura marroncina, perché? Perché lì è appena entrato, sta ancora erodendo la corteccia e quindi cosa butta fuori? Butta fuori il colore bianco, il colore marroncino, perché la corteccia è scura. Quando poi andrà dentro potrà buttare fuori eventualmente qualcosa di più chiaro, perché andrà a rosicare anche il legno interno. Vedete quanti sono arrivati? Qua è un caso un po' particolare, come dicevo, le gallerie materne, in questo caso è a Y, vuol dire che ci sono 3 femmine e un maschio, perché ogni femmina fa la sua galleria materna, poi depone di qua e di là della galleria delle uova, quelle lì, e dopo dall'uovo nascerà la larva che andrà, no? Che andrà poi a mangiare, no? Erodere sotto la corteccia, e vedete ogni larva ha il suo percorso e non si incontrano mai. Ecco, questa è una larva, qua si vede bene, matura, grande, sta scavando una celletta, sempre sotto la corteccia, è una larva biancastra, senza zampe, col capo marroncino, e là c'è la pupa, quindi il stadio successivo, e dalla pupa poi farà un'ultima muta e diventerà adulto, che poi uscirà dalla corteccia. Ecco, questo è un caso un po' particolare di un unico sistema di gallerie materne, perché vedete vicino non ce n'è altre, perché è raro vederlo, perché di solito è tutto pieno. E qua c'è l'ingresso, no, è fuori, poi le 2 femmine hanno scavato le gallerie materne. Qua addirittura, poiché probabilmente la corteccia era piuttosto umida, di sotto era troppo umido, cosa hanno fatto le femmine? E se c'è umido c'è il rischio di che cosa? Chi arriva nell'umido? Quando abbiamo in casa l'umido, la muffa, i funghi entomopatogeni, quelli che mangiano, che si nutrono delle larve. Ecco. Scava dei fori aggiuntivi per togliere un po' di umidità, dei camini. Li pensano bene, Quindi questi qua sono dei camini verso l'esterno, quindi, per ridurre l'umidità, perché quando è troppo umido non va bene neanche loro. Ovviamente se è secco non va bene lo stesso, una corteccia secca non viene colpita, quindi un albero secco, no? Con la corteccia secca è lì e basta, nessuno lo tocca più, perché ecco, questa invece è una situazione normale che troviamo quando c'è una pianta colpita. Qua cosa vedete? Tutte le gallerie materne e tutte le gallerie trasversali che sono quelle delle larve.
Quindi lì che l'albero deve crescere, cosa succede dopo? Crescerà ancora quell'albero? Non potrà più crescere, perché è stato distrutto proprio le cellule lì sotto che sono in grado di far aumentare il volume dell'albero, che fa i nuovi anelli di crescimento. Quindi quella pianta lì decisamente muore. Ma succede così. Questo qua, visto da fuori, sono i fori da cui escono gli adulti una volta diventati adulti, individui. Ecco, questo allora vedete, il nero scuro è il bostrico. Devo spiegare una cosa, vedete che qui, questo è il protoraggio, queste sono le elitre, no? E qua c'è come una conchetta, e qua sono dei denti. Perché mai una bestia così ha dovuto evolversi in quel modo lì? Perché quando la femmina da qua inizia a scavare, questa galleria qua resta sempre pulita, quindi mangia, scava la galleria, fa passare le rosure sotto le zampe, poi arretra e la butta fuori dal buco d'ingresso. E lì come la paccara, no? Che ha la benna, no? Quindi gli va bene avere quella struttura morfologica lì per buttare fuori più facilmente, no? Le rosure per scavare la galleria. Ecco, allora qua vediamo dei piccoli popolari, no? Nei boschi di Becca Rosso, le piante cambiano colore, vedete, si seccano. Qua sta cambiando colore, quindi anche qua sarà un popolaio più grande. Qua facciamo una foto in carne, vedete, già aree tutte già battute, tutte le piante morte, no? È veramente un disastro. Perché dopo quei tronchi lì, no? Boscaiola d'Italia, ma sono, si dice, bostricati, cioè sotto la corteccia c'è le gallerie. E quel legname lì vale il 50% del legname sano. Quindi c'è un danno economico notevolissimo. Poi vedete la pianta di piedi che ha le cortecce vengono giù da sole, quindi la pianta lì ovviamente è morta da un po'. Vicino ci sono ancora delle piante vive veramente. Perché mai questa bestia è così maledetta? Vediamo un attimo la biologia di questa bestia. Qua, ciclo biologico sopra i 1200 metri. Non dobbiamo svernano gli adulti, ma qua vediamo che c'è un unico periodo in cui ci sono le uova e in cui ci sono le larve che scavano sotto la galleria, sotto la corteccia. Un unico periodo in 2 mesi, maggio e giugno. E basta. Quindi non è un disastro, perché possono colpire poche piante. Attenzione, io ho scritto 1200, no? Ma nel volume da cui tratto la foto di 25 anni fa c'era tutto 1000. Cosa vuol dire? Sono cambiate le temperature anche in montagna, adesso no? Una volta facevano una generazione da 1000 in su, adesso la fa una sola da 1200 in su. Anche i nidi processionali dei pini, avete mai visto? Adesso sono arrivati così alti, che una volta non arrivavano, che la processionaria va addirittura a mangiarsi il pino mugo, che una volta non era toccato perché era troppo alto. Una volta la processionaria del pino in nostra montagna andava sul pino nero e pino silvestre e non c'era pino mugo perché era in alto. Adesso becca anche quello. Invece sotto il 1200, e questo è il disastro, quindi nel fondovalle, dove ci sono anche gli impianti, quelli fatti 40-50 anni fa, di piante coetanee, eccetera, i momenti di presenza sono 2, di uova e larve, quindi si moltiplica in un attimo. Si moltiplica in un momento. Ecco perché c'è un disastro, soprattutto nelle basse quote, perché lì c'è una doppia generazione. Qua vi faccio vedere i dati dell'ERSA, quindi del servizio fitosanitario dove lavora la Giulia. Qua ci sono delle catture medie per certe trappole del 22-23, il 24 ancora non è uscito. Vedete su 2 curve la quantità, diciamo così, di bestie raccolte nelle trappole è abbastanza simile. Comunque si vedono 2 momenti, no?
presenta al massimo gli adulti, che sono le due generazioni in pratica. Quindi, per fortuna si dice che i primi dati che dicono che nel 24, quest'anno, la quantità di catture è stata molto più bassa e anche la quantità di abeti morti è stata molto più bassa rispetto agli anni prima. Quindi c'è una diminuzione, per fortuna, dell'andamento che è stato. Quindi l'X di Bottas va solo su verde rosso, qualche volta sono anche su pini, ma non importa, ha bisogno di piante mature, va a attaccare soprattutto quelle con stress, no? E ci sono i nemici naturali, ma quando arriva la pianta muore, c'è poco da fare. Ecco, fra i nemici naturali sono delle vespette che arrivano a trovare la larva, no? Sotto la corteccia, fanno un buco nella corteccia, e qua vediamo la larva del bostrico e qui la larva esternamente al bostrico del parassitoide che sta succhiando vivo la larva, una zecca, no? La succhia, e poi quella larva lì del bostrico morirà e la larva del parassitoide si trasformerà poi in adulto. Poi invece c'è un coleotterino predatore che si infila nel piccolo, si infila nelle gallerie scavate dalle femmine e va a mangiarsi, qua si vede male ma si vede qualcosa, questo qua è il coleottero che va a mangiarsi uno scolipide. E anche la larva, piccola, stretta e lunga, si infila bene nelle gallerie sotto le cortecce per mangiare questi qua, ma non sono così efficaci da tenere sotto controllo. Poi ci sono anche i tipi che vanno, degli esempi, c'è tanti altri, ma ecco, poi per tornare indietro, per fare un altro esempio, vedete tutta questa muffetta? Ecco, quelli sono adulti che svernano sotto le cortecce in parte, e quello lì è stato colpito da un fungo e da un patogeno. Quindi ci sono anche questi antagonisti particolari. L'entità, quanti sono i focolari, quanti sono i danni, no? Viene studiato dalla regione tramite un progetto particolare che si chiama Baus-INVE, l'inventario dei Baus, no? Che tiene conto, no, in rapporti annuali a partire dal 1994, ed è la regione con i rapporti sullo stato di salute delle foreste più completi e più vecchi in tutta Italia. Siamo stati bravi, chi ha cominciato quella volta. Per quanto riguarda appunto il bostrico, qua vediamo gli anni, quanti sono i focolai, quanti sono i metri, è calcolato i metri cubi di legname morto. Guardate cosa succede dopo Baia. No? Siamo nel 22, siamo arrivati a 82.000 metri cubi di legname. Ma no, vedete gli anni prima cosa succedeva? Niente, no? Poco niente. Vedete qua, 2003, è stato un po' di caldo, poi vedete che è subito partito, però dopo piano piano è ritornato indietro, perché aveva messo in stress idrico. Ma lì c'è stato Vaia poi, ma anche un po' solo prima, vedete, prima di Vaia anche. Qua ci sono nel Friuli i punti rossi dove ci sono stati problemi di insetti xilofagi, ma la gran parte sono dovuti al bostrico. Ecco, dove? Da noi. Ecco, non è dappertutto per fortuna, ma a Paluzza, Poveri Sopra, Pomerode, vedete quanti metri cubi è stato colpito nel 22. Io non ho i dati successivi. Non sono usciti, perché non sono usciti? Quindi non è dappertutto, no? Però ci sono posti terribilmente colpiti. Ecco, una cosa interessante che è uscita da poco: quanto è il danno da bostrico rispetto al danno da Baia a partire dal 2018, l'anno di ottobre, no, Baia è stato. Allora, qua le varie regioni del nord della Lombardia, 38.000 ettari, qua in ettari abbattuti da Baia, 35.000 ettari abbattuti dal bostrico, però è sottostimato, soprattutto per il Friuli ancora, perché i dati non è facile raccogliere in tutti. 38.000, 35.000 sono, ognuno di questi valori è superficie del lago di Garda,
non è poco, no? Veramente una roba incredibile. Quindi è una buona. Quindi il bostrico, per adesso, negli ultimi anni, ha fatto lo stesso danno in superficie rispetto al psoríasi. Cosa bisogna fare? Intanto fare rimossimenti in stazione date. Le stazioni date sono ben poco ormai, diradamenti oculati, e portare via subito gli schianti, quelli di Vaia, non sono mica riusciti a portarli via tutti in poco tempo, perché sono moltiplicati di misure, no? E nuove piante attaccate devono essere eliminate, ma è difficile. Si possono fare attività di monitoraggio con delle trappole feromoniche, no? Si possono fare attività di lotta meccanica, ma è complicato, tronchiesca, va bene. Cioè tutte queste attività sono costosissime e quindi non vengono quasi mai fatte. Ecco, una roba, diciamo, qua vedete, questi sono dei tronchiesca, cioè si abbattono delle piante magari un po' malandate ma ancora vive, e le bestie vanno tutte a colonizzare questi tronchi perché sono attirate, fanno tutte le gallerie, poi dove devi subito scorteggiare perché le larve non diventano adulti, perché sono al peggio, no? Quindi quello è il tronco questo, l'hanno inventato i forestali tedeschi un secolo fa. Oppure ancora meglio, i tronchi vengono abbattuti, tagliati a pezzi, trattati con un insetticida, le cortecce, quindi quando arriva l'insetto cosa succede? Dice, ah, guarda che bel posto, inizia a mangiare la corteccia perché vuol fare la galleria, ma la corteccia è avvelenata e muore, e lì ne fanno fuori migliaia e migliaia senza dover scortecciare. Quindi anche questa è un'attività che si può fare, oppure usare queste trappole particolari che vengono utilizzate, questi feromoni di aggregazione che hanno la fortuna di attirare sia maschi che femmine dentro questa trappola e si accumulano tutti lì sotto. E ci sono trappole di vario tipo. Questo vedete è Vaia, no? E questi sono i materiali che risulta dai tagli di Vaia, tutto materiale mostricato, quindi con le cortecce tutte rovinate per sotto, mentre questo invece è una foto che riguarda un lotto di tronchi a pete rosso che sono stati tagliati, scortecciati subito, quindi non c'è il bostrico, e quindi questi valgono e gli altri valgono niente, poco niente. Okay? Quindi, ma questo è un lavoro, scortecciare, non è uno scherzo. Quando c'è il bostrico la corteccia vi invia un momento, tanto tutto mangiato sotto, qua invece no, devi lavorare un bel po'. Bene, ok col bostrico? Quindi ce lo troveremo ancora un po'. Volevo sapere, siccome lei prima ci ha detto che il bostrico è iniziato nel nord Europa. No, c'è sempre stato danni notevoli in popolamenti del nord Europa e noi eravamo quasi salvi fino a... Ecco, ma adesso la situazione nel nord Europa. Ma anche là adesso hanno problemi in generale, per cui l'abete rosso è in stress, cioè è in declino nell'Europa ed è la principale pianta forestale che abbiamo. Poi passiamo a un altro gruppo velocemente, insetti galligini, quelli che fanno delle galle, queste specie particolari, no? Compreso una specie alloctona, che è quella che mi interessa raccontarvi. Allora, queste specie sono legate in modo strettissimo, questi insetti che fanno le galle, alla propria pianta ospite specifica. Quindi c'è una corrispondenza bionivoca, no? Quindi sono fortemente legate proprio a un insetto, a una pianta. Se quell'insetto cerca di fare le galle su un'altra pianta, l'altra pianta non reagisce, non fa le galle. Però la pianta che produce le galle in realtà non è un gran problema, perché c'è stata poi evoluzione e soprattutto c'è un forte controllo biologico delle specie dannose che fanno le galle, quindi la cosa si è sotto controllo, insomma. Bene, queste galle, chiamate anche cecidi, vengono prodotti da insetti, acari, funghi, eccetera. Ecco, forse nei boschi dove ci sono delle querce avete visto magari sicuramente queste strutture particolari, queste galle grosse, di questo Anglibus
Quercus proces, che è una roba grossa così. Ecco, lì dentro si sono moltiplicate le larve dell'imenottero, della vespetta, e quasi il buco di uscita. Tutto è facile trovarle, ma sono che belle queste qua. Non è dura, proprio. Però, scusa, ma la galla quindi cosa è? Tipo un affisto? Cioè che... È un'escrescenza, una malformazione indotta dalla femmina dell'insetto quando va a deporre. E la introduce con una sostanza? Sì, introduce insieme all'uovo delle sostanze, delle sorte di ormoni vegetali che inducono la pianta in quel posto lì a fare quella roba lì. Ognuna di queste specie, no, induce la pianta a fare una gala particolare, e tu dalla gala sai già che specie è di insetto che l'ha fatta. Proprio non si sbaglia. Fa da incubatrice all'insetto. Sì, sì. Induce la pianta a fare una malformazione, e lì dentro vivono le larve dell'insetto che salgono fuori. Vivono e mangiano. Sì, vivono e mangiano. Anche i rotodendri. Anche? Rotodendri. Rotodendri? Sì. Sì, ci sono anche qualcosa sul rotodendro, ma devi stare attenti perché nel rotodendro ci sono funghi anche che fanno galle. Sì. È più lungo. È più lungo. È la, come si chiama? Come vedi? Assomiglia. Questa è un'altra gala di cinipidi sempre su quercia. Ecco, le querce hanno almeno 120 specie diverse di cinipidi, quindi dello stesso gruppo di insetti, che fa gale di tutti i tipi. E questa è perfettamente sferica, questa qua, è bellissima. Si può giocare a ballotti, comunque. Vedi, sì. Ma vedete, questa qua si chiama invece Capus medusa. Vedete cosa inizia a fare? Lì erano i fiori della quercia, una parte sono trasformati in ghiande, ma una parte è tutta così strana, e lì dentro c'è le larve. Ma quella lì è quella dei cervi? No. Il cerro ha di tutte queste strutture filiformi al posto del cappelletto della... Ah sì, è vero, perché si sostituisce. Sì. Cerro, Fiulano Muedul, Modoletto, paese Modoletto vuol dire posto dove c'è il cerro. Questo l'avete visto forse sulla rosa canina. Ci sono dei fusti di rosa canina nei boschi che hanno questa roba qua, e lì dentro c'è le larve, e lì c'è l'animaletto, quella roba lì. Ebbene, quindi robe naturali che esistono, non succede niente alle piante, perché c'è coevoluzione. Non c'è coevoluzione quando arriva un cinipide, per esempio in questo caso, nuovo dall'Asia. È arrivato, non so se avete sentito anni fa, il cinipide, no, del castagno, che va a fare queste gale particolarissime, blocca lo sviluppo dei germogli, i germogli non fanno fiori, se non sono fiori non fanno castagne, quindi un disastro. E per anni c'è stato veramente un bel disastro. Sì. Ecco, questa è la femmina del cinipide che ovide pone dentro la gemma che andrà a svernare. Quindi su una pianta giovane che ha ricevuto le uova di questa femmina, tu vedi qualcosa? No. Come è arrivata da noi, dall'Asia fin qua? È arrivata con le piante di ibridi di castagno, nessuno si era mai accorto che c'erano le uova nelle gemme, no? Perché sono arrivate durante l'inverno solo con le gemme svernanti. Lì dentro c'erano le uova però, e l'anno dopo sono uscite le bestie. E tutto è arrivato a Cuneo, dove ci sono i più grandi vivai di castagno d'Italia. Lì hanno continuato a fare castagni nuovi, li hanno venduti un po' dappertutto, portando rapidissimamente della peste dappertutto, addirittura in Sicilia e in Sardegna, dove non sarebbe mai arrivato, perché hanno portato le piante infestate e nessuno si era mai accorto per 4-5 anni, un disastro. Qualcuno si era anche accorto, ma sono dei zitti. E quindi questo Triocosmus subipilus, no? È arrivato dall'Asia orientale, trovato il Cuneo nel 2002, nel Veneto nel 2007 e il Friuli nel 2008. Quindi in 6 anni è arrivato fin qua. Ecco, questi sono i danni, vedete, queste gale verdi oppure diventano rossastre, dentro ci sono le larve dell'imenottero,
quelle lì. Poi quando si sono sviluppate poi esce l'adulto, vedete là a sinistra, no? E questo appunto è arrivato, fa una sola generazione all'anno e in Asia le femmine sono partenogenetiche, cioè non serve il maschio, sono tutte femmine e loro continuano a fare uova, quindi basta uno, non deve mai arrivare in due, basta uno, perché di solito c'è il maschio e la femmina, no? Devono arrivare, quindi basta che arrivi una femmina e lei continua a fare uova lo stesso. Ecco, in Asia ci sono tanti antagonisti e soprattutto uno, un Torinus sinensis. Sinensis vuol dire dalla Cina, cinese insomma. Io ho avuto modo anni fa di vedere dalle galle di castagno cosa usciva fuori come antagonisti, ne ho trovati tanti, che sono tutti autoctoni, ma a bassissima percentuale di parasitizzazione, niente, no? Totale al massimo arrivava al 40%, vedete quanti ce n'è? Ma tutti questi qui, c'è un Torinus flavipes, auratus, eccetera, sono tutti antagonisti del cinipide, vedete che hanno qui la perna lunga, no? L'oppositore, ma sono legati ad altri galligeni, altri insetti galligeni, e per sbaglio vanno sulle nuove galle, e quindi non sono efficaci, non sono efficienti, niente proprio. Non ce la fanno, anche se sono in tanti. E invece poi è arrivato, no, il Torinus sinensis portato, che poi vedete c'è la terra lunga, perché deve andare a fare l'uovo dentro la galla per colpire le larve. Si chiama Torinus sinensis, no? Ed è tutto quello specifico asiatico. Bello verde lì, roba da 1 millimetro, 1 millimetro e mezzo. Qua io ci ho perso la vista per determinare tutte quelle bestie lì, tutte piccole, robe da 1 millimetro, anche meno qualcuno. Difficile. Ecco, qua vediamo appunto questa femmina, qua vediamo, ecco, vedete che colore verde che ha, con la lunga vertebra, poi c'è il maschio più piccolino, senza l'oppositore, e poi invece c'è la femmina. Quindi questi menopera, quindi lì ci sono sì maschi e femmine. E questo va a deporre le uova dentro quelle galle che abbiamo visto verdi o rossastre, e va a colpire proprio le larve del galligeno. Qua vedete come sono stati portati, liberati nei nostri boschi, esemplari maschi e femmine. Ecco, quando la femmina del parassitoide va dentro l'oppositore e arriva a trovare la larva, gli infila un uovo, e qui vediamo un parassita che sta, anche in questo caso ectoparassita, che sta succhiandosi la larva del cinipide del castagno. E qua invece di avere la pupa del cinipide del castagno c'è la pupa del parassitoide, che poi esce fuori facendo un buco. Ecco, questo è un caso particolare di lotta biologica classica, si chiama così, inventata dagli italiani un secolo fa. Quindi un insetto alloctono specifico contro un altro insetto dannoso alloctono. Quindi il Theocosmus, quindi il caligeno, era asiatico, il suo parassitoide è asiatico. Rimessi assieme si torna sotto controllo biologico. Avete sentito parlare della vespa samurai? Quella che va a mangiare, a distruggere le uova della cimice asiatica. Anche quello è un caso di lotta biologica classica, si chiama così perché rimetti vicino, in modo artificiale, ma non sempre, e due specie, in cui c'è la specie vittima e la specie che diventa il suo antagonista principale. Quindi è in grado, perché è specifico, va a distruggere appunto e a limitare le popolazioni. Quindi cosa lì ho scritto? Liberato in Piemonte nel 2005, in altre regioni nel 2008, in Veneto nel 2011, in Friuli nel 2014, ma già nelle valli, ma andando sui castagni dalla parte del Pordenone, stesso anno, gli hanno trovato il nuovo, l'antagonista buono. È arrivato da dove? È arrivato velocemente dal Veneto, che volano come basici qua.
Quindi No, scusa, l'antagonista è buono una volta che si è mangiato la vittima, no? Magari la riduce a bassa densità di popolazione, lui più di tanto non ne trova più e quindi resta un equilibrio a bassa densità tra tutti e due. Ma e lui resta buono Sì, nel nostro ecosistema, cioè non è che fa questo straniero fa altri danni. No, è perché è specifico, se no non può funzionare. Tu devi portare vicino, e c'è tutte le regole internazionali credibili adesso, porti e liberi solo quello specifico che hai già provato in laboratorio che funziona e non va a fare danni su altre specie. Sì, se no. No, è complicata la storia. Quindi è ben sicura, insomma, abbastanza. Altri galligini, avete mai visto nelle radure, nei boschi di Fagio, sulle radure, lunghi sentieri, eccetera, queste galle rosse? In questo caso è un dittero, una mosca invece. Dentro le galle c'è una cavità, lì c'è la larva e poi diventa una moschetta. Poi si vedono queste galle a forma di ananas, avete viste, quelle dell'abete rosso, anche nei nostri giardini soprattutto. Poi ci sono queste galle particolari sugli orbi, ma ce n'è centinaia di casi di galle particolari. Bene. Allora, qualche domanda su queste galle, su queste robe? Eccolo. Frassino. Il frassino, allora però il frassino, attenzione, il Fraxinus ormus, l'ormiello, Anche è maggiore, no? Che cosa c'è di bello da vedere? che sono tutti secchi. Stanno morendo. Stanno morendo tutti. No, io sto parlando di galle. No, Allora. il gallo è lungo. Allora se mi dice che c'è frassini maggiori, quindi frassino di monte, diciamo così, con rami secchi, lui si secca, lì cosa succede? Che una volta non c'era, come al solito, quando arriva una roba terribile, ed è nuovo questa situazione, questa sintomatologia nuova così forte, vuol dire che cosa è successo? Che è arrivato qualcosa di nuovo. La Calara crassinea è un fungo asiatico che è arrivato fin qua da solo, specifico del Anche lì frassino. bisognerebbe esportare anche lì la pianta. Non fai niente, tanto il fungo come spore, quando è arrivato? Hai fatto poco da fare. No, c'è da togliere di mezzo un po'. Se trovi qualche branca secca, tagli sotto e rallenti la diffusione su quell'albero lì, ma non sugli altri. La Calara crassinea, maledetta, è arrivata 15 anni fa. Arriva, cioè la globalizzazione anche di quelle robe lì. Ma i funghi è facile che arrivino, perché col vento le spore basta un tornado, una roba, fanno centinaia di chilometri in colpo. È arrivata adesso, perché mai non è arrivata 50 anni fa? È arrivata. Qualche nave di troppo. No, non penso, perché deve stare su piante, parte da piante vive, quindi navi, se c'è legno, tronchi non c'è. Perché va a distruggere la corteccia dei ramenti e dopo entra dentro nel legno e poi fa seccare la pianta un po' alla volta. C'è anche quella. Posso fare una domanda proprio extra? Mi ricordo che dicevano che con le galle un tempo facevano l'inchiostro. Sì. Le galle una volta, che dopo, fra le due guerre, anche subito dopo la seconda guerra, venivano raccolte nei sacchi perché contengono una quantità elevata di quelle di quercia, tannino, che finiva nelle industrie della concia delle pelli. C'era gente che viveva raccogliendo galle e vendendole così, come c'era anche fino agli anni 50 gente che andava a raccogliere la resina dei pini. Anche questo è un antagonista, quindi. Che cosa? Sì. Un raccoglitore di galle. Sì, ma non li raccoglierai mai tutte, perché mica vai su tutti i ramenti della quercia, vai dove puoi arrivare, perché mica sei matto di andare su in cima che magari caschi giù, devi andare nei posti più facili, quindi un po' le raccoglievi e un po' restavano, quindi è impossibile raccoglierle tutte.
Però le galle, se ho capito, non rovinano la pianta. No, c'è sono una coevoluzione, la pianta si arrangia, perché poi non ci sono mai 50.000 galle, perché c'è sempre l'antagonista che va a colpirle. Quando il numero di galle aumenta troppo, aumenta anche l'antagonista che sta dietro. Eh sì, quelli sono gli equilibri biologici, no? Funzionano. Bene, questo un po'. Ma insieme a specie dannose come il bossico, specie dannose che sono trovate sotto controllo biologico come il cinipide, specie galligene generiche, poi di bestie ce n'è, quantità industriale, alla Giulia quante gliene ha fatte vedere quando ha fatto il corso di entomologia forestale. Ci sono anche però le bestie che a me interessano, mi piacciono, che sono quelle di interesse naturalistico, che sono quelle di solito elencate in direttiva Habitat. Quindi sono piante, specie animali, piante, specie vegetali, e poi habitat, ambienti che da salvaguardare. Però per salvaguardare queste specie devi salvaguardare l'ambiente in cui vivono, ovviamente. Allora, in questa cassetta entomologica lì ci sono lassù, ci sono dei coleotteri, vedete con le antenne lunghe, sono i longicorni, ma chiamati in italiano, ma sarebbero i cerambicidi, no? E sono anche loro xilofagi. Le larve crescono dentro il legno, in profondità. E lì c'è, lassù, quell'angolino lassù c'è la Rosalia alpina e là c'è il Morinus funereus. Vedete quelle antenne molto lunghe? Ecco lì, quando ci sono bestie vicine, antenne corte, antenne lunghe, quelli con antenne lunghe sono i maschi, quelli con antenne un po' più corte sono le femmine della stessa specie. Ma si vedono anche qua. Per esempio, questo è un maschio, questa è una femmina, questa è una femmina, questo è un maschio. No? Così. Bellissimi ceramici. Eccolo qua. Questa è la Rosalia alpina, specie di direttiva Habitat, quindi non si può raccogliere, solo fotografare. Oppure puoi averla in collezione se è stata raccolta prima dell'emissione della direttiva Habitat, quindi anni fa. Una bestia bella grande, vedete, celeste, con queste macchie nere, condonate di bianco, queste antenne anche celesti, bianche e nere, bellissima, non so se avete mai avuto modo di vederla sui facili, è una roba stupenda, no? Che in realtà è, come si può dire, abbastanza rara e anche estinta in molte aree europee, ma in Friuli c'è, basta sapere andare, se uno può fotografarla, può trovarla abbastanza facilmente. No, non raccoglierlo, però fotografarla. Perché deve sapere dove andare a cercare. Dove sta la bestia? Qual è il suo ambiente elettivo? Sono i faggi, quindi faggete non ne abbiamo. E soprattutto, se voi adesso ultimamente, e anche c'era stato, se ne aveva parlato, di parlare di silvicoltura, non so, trasformazione da cedo ad alto fusto, non avete mai sentito, no, parlare? Quindi da cedo che viene tagliato più spesso ad alto fusto, quindi diventano piante mature dalle quali tu puoi raccogliere anche dei tronchi, del legno più importanti dal punto di vista economico. Perché questa sta sulle piante mature malandate, nel senso che tante volte hanno una parte del tronco rovinata, le cortecce sono cadute, cioè, si dice, non so se avete mai sentito parlare della carie del legno, il legno cariato. È il legno che quel tronco è stato colonizzato da funghi, no? Che l'hanno degradato e poi diventa così morbido dopo il passaggio del fungo che col dito va dentro, no? Perché il fungo ha utilizzato gran parte del legno. Questi qua le larve vivono nel legno a metà fra la parte cariata e la parte sana del tronco. Ma ci sono, non so se avete mai visto, dei tronchi enormi di castagno, tutti belli malandati in qualche modo, dove questa bestia continua anno dopo anno a fare generazioni su questi tronchi. Quindi non solo su faggio? No, sempre su faggio, solo su faggio. Non ho sentito castagno. Ho detto castagno? No, faggio. Faggi maturi, parzialmente deperrienti, nel senso,
in faggete esposte a sud, perché gli piace il caldino, perché il faggio di norma è messo abbastanza a nord per essere più umido, ed è minacciata in molte regioni, ma da noi c'è ancora, insomma, in Varese per esempio, basta andare in certi posti. Ecco, sono andato qui una volta a vedere in Val di Slovenia, di là, cosa c'è? Val 30, Val 30, no? Sì, quella di Cughi, là, quella volta. Lì ci sono una zona di faggi grandissimi, sulle cataste di faggio appena tagliato, c'è anche questi qua pieni che arrivano, perché sono attirati dalle piante deperienti, in qualche modo. Uno tagliato è deperiente per loro, e quindi c'era gente che andava a raccogliere queste bestie qua per venderle dopo, no? Anche una coppia di questi potrebbe essere adesso intorno ai 50 euro, 100. Per venderle sì, ma come collezionisti? Come collezionisti? Ma non è anche la Slovenia adesso è dentro l'Europa, quindi non si potrebbe. No, ma scusa, ma perché deve valere 50 euro? Non hai capito? Cioè, sono bestie che valgono 100 l'una. Sì, ma per cosa? Perché non ce n'è in giro da comprare? Ci sono i collezionisti che spendono soldi, no? Ma li compri per fare? Perché sono in collezione. Quanti ci sono? C'è chi colleziona francobolli, chi monete, chi insetti, e dico. No, perché queste sono? Una volta, se Procerugigas è il coleottero più grosso che abbiamo noi, è un coleottero carabide, tipicamente mangia chiocciole, che sta nelle zone prealpine nostre. Un posto, e lo trovi sempre quando piove, perché quando piove le chiocciole vanno in giro e lui va in giro anche lui a cercarle per mangiarsele, no? E c'era, l'ho conosciuto, un signore in Val Torre tanti anni fa, che lui, pensionato, un pensione da fame, andava di notte con l'ape su e giù per le strade quando pioveva a prendere i coleotteri, questi coleotteri qua, e le vendeva a Milano, e lui viveva di quello. Ma una persona in tutta la Valdresi, da Val Torre, dai, non poteva distruggere tutto. Il senso proprio. Ma lui quello faceva per vivere. Avete sentito di quelli padre e figlio che erano, non so, in Asia, che hanno arrestato perché avevano la borsa piena di farfalle, no? Sì. Sì. Ma ci sono storie attuali ancora di gente che va in giro e vive di bestie, raccogliendo bestie e vendendo. Vabbè, qua da noi no. È bellissimo. E quindi non è raro, perché le faggete qua da noi ci sono, le piante deperienti non è che devono essere per forza tagliate come una volta, perché una volta quando una pianta era brutta, prima cosa tagliavano per la legna, da brucio. Adesso chi va a tagliare robe sui boschi? Quasi nessuno. E quindi quella bestia in realtà c'è ancora, qua da noi abbastanza, e in altri posti non c'è più. E quindi salvaguardiamo, no, le piante deperienti vecchie, che però non muoiono subito, possono essere deperienti per 50 anni prima di morire. Qua vedete la larva che manda il legno. Ecco, qua si intravede che il legno è tagliato, perché ha anche l'aspetto di legno spugnoso, no? Perché mangia anche il fumo lui. E lì c'è la fuga, per cui poi diventerà adulto. Questo è un altro enorme, 5-8 cm, quindi una bestia così, con le antenne diventa così. Questo è il cerdo, questo è rarissimo, sembrava estinto tutto il Friuli, anche questo di direttiva Habitat, era noto per il bosco farneto o boschetto a Trieste, sulle querce Quercus Cubesci anche a Trieste. Questo perché dico no, era noto? Perché nelle collezioni del museo di Trieste, roba di 50, 80, 100 anni fa ci sono ancora, ci sono spillati, ma dopo non erano più trovati. E sembrava che non ci fosse neanche nelle querce no, non hanno ancora trovato nelle querce dei boschi di Provenziano, cioè Muzzana, eccetera, Carlino, lì non l'hanno mai visto, ma tempo fa i forestali l'hanno fotografato su alcune querce lungo nella fascia delle risorgive, lungo Stella,
Quindi c'è ancora guarda noi, ma rarissimo insomma. Invece è più facile trovarlo nelle quercete dell'Appennino, perché lì c'è tanta quercia. Anche questo è bellissimo, una roba fantastica. Così come è bellissimo anche questo, ma non così raro, questo è il Morinus asper, un altro coleottero, vedete, ce l'hanno viste, le antenne sono così lunghe, vedete che A e B sono, uno dirà, sono due specie diverse, e quindi addirittura per tantissimi anni hanno creduto che uno fosse l'asper e l'altro fosse il funereus, quello più scuro. In realtà sono due sottospecie della stessa specie, poi a priori è una cosa incredibile, una vive a est del quello grigio con i 4 punti neri, a est del tagliamento, e l'altro a ovest e in tutta l'altra pianura padana per là. E lì c'è proprio un confine. Ma perché? Perché dopo hanno detto no, perché prima di fare addirittura le analisi genetiche che hanno detto che sono la stessa specie, avevano trovato degli individui intermedi. Allora, se l'individuo intermedio vuol dire che non sono specie diverse, perché se c'è un individuo con un aspetto diverso, intermedio vuol dire che c'è una sorta di sono sottospecie. Poi geneticamente hanno scoperto appunto che sono la stessa specie ma popolazioni diverse. Questo qua vive invece nel legno delle latifoglie, di tante latifoglie, anche questo è protetto dalla direttiva Habitat, ma questo per fortuna è ancora da noi abbastanza comune. Questo non vola, cammina solo, non ha ali. Le elitre dietro, no, le elitre sono saldate, quindi può solo camminare. E quindi la bestia fa fatica a trovare le piante ospiti da colonizzare, che sono piante morte, diciamo così, di latifoglie. E allora ha dovuto trovare uno stratagemma, perché se fa fatica, cammina, si sposta poco, è grosso, sono 2-4 cm. La sua strategia è quella di essere longevo. Questo qua vive anche 1 anno e mezzo da adulto, che è una rarità per gli insetti, perché gli insetti durano qualche settimana al massimo, no? Qualcuno addirittura pochi giorni. Questo invece dura sicuramente 1 anno e mezzo come adulto. In quell'anno e mezzo ha tempo la femmina di trovare il maschio e la femmina poi di trovare un posto per fare le uova. Ecco, no? Ecco, in Val Resia, qua, di questo qua è proprio pieno, fortuna, da dire. Dico lì perché lì l'hanno cercato, l'hanno scoperto, l'hanno fatto i monitoraggi. Bellissima bestia anche questa. Anche qua avete la larva e la pupa dentro il legno. Per ultimo, questo qua è un'altra coleottero sempre, lo Spoderma, eredita, già si capisce che ce n'è uno qua, uno là. Rarissimo, qua da noi, ma rarissimo un po' dappertutto, che vive nelle cavità dei tronchi, vecchi, quindi di piante vetuste, dove c'è la cavità, dove c'era una volta un ramo, per esempio, si è formata una cavità, dentro si forma dell'acqua e dell'humus, e le larve vanno a mangiare proprio il legno marcio dentro la cavità. E poiché la cavità resta lì dell'albero, può essere grande, questa bestia anche anno dopo anno continua a fare le uova sempre lì dentro, quindi approfondisce, allarga la cavità e resta sempre lì. Generazioni diverse ovviamente. E quindi questo è un'altra particolarità. Gli ultimi trovati, penso una quindicina di anni fa, li hanno trovati nella zona di Zoppola, quindi non di là del tagliamento, nel bosco Marzinis. Un bosco protetto. Il bosco Marzini è un bosco privato. Sembra un fusone. Sembra, questo qua è parente delle cetonie. Vedete le cetonie quelle verdi? Ecco, parente, una sorta di scussone in qualche modo, sì. Ecco, queste sono dentro un secchio, da un secchiello ci sono le larve, vedete con belle cicciotte, che mangiano il materiale organico del legno, funghi, il legno marcito. Qua si vedono tutte le cacchette e i residui del legno dentro queste. Ecco, quindi importantissimo che cosa? Salvaguardare sempre lì tronchi di piante vetuste, quelle con le cavità, perché sennò questa bestia di direttiva Habitat
non trova un sito dove fargli le uova, no? È già rarissima. E insomma, però, poiché queste cacchette hanno degli odori particolari, sono riusciti ad estrarre dei cani, e poi vediamo che addirittura in certi casi li troviamo nei filari dei vecchi gelsi in certi posti, ma a Nasare non trova quindi questo moderno durante questa è una bestia. Io penso che saranno almeno una ventina d'anni che qua in Friuli non le trovano, quindi è una bestia rarissima. Però vedete che bisogna salvaguardare, poi si capisce bene, tronchi con cavità e non tagliarli subito come fanno tanti. Addirittura ci sono le modalità di monitoraggio con delle trappole particolari che sfruttano anche un feromone, un odore quindi sessuale per catturare e monitorare individui che dopo queste trappole vengono controllate ogni giorno. Se trovi la bestia quella liberi, perché mica devi ucciderla, no? Sono così rare, no? Che allora, quindi, tornando indietro un'ultima parte, ho parlato di insetti, xilofagi, legati soprattutto a piante vetuste, anche deterienti, eccetera. Questo è legno morto in qualche modo, legno, e probabilmente se qualcuno vi parlerà, io vi ho parlato di silvicoltura naturalistica, avete fatto qualcosa? Già fatto qualcosa? Ecco, vi avrà detto che adesso quando si fanno i tagli è obbligatorio, no, lasciare nel terreno delle parti di legno, non porta via tutto, no? Perché su questi legno morto vivono quelle che noi chiamiamo le faune saproxiliche, le faune, quindi bestie, sapro, legno, xiliche, sapro, morto, che sono quelle più rare in assoluto. Quelle che spesso vengono protette dalla direttiva Habitat e da altre normative, no? Di protezione delle faune più a rischio di estinzione. Quindi ecco l'importanza quindi di lasciare anche nell'ambiente, non pulire tutto, no? Lasciano addirittura in certi casi, come qua, vedete, lasciare un tronco umido sul terreno, un tronco secco per quell'altro, perché lì ci sono faune diverse, perché legno secco e legno umido sono cose diverse, no? come substrato, o addirittura portare pezzi di legno da lasciare lì per aumentare la massa del legno morto per favorire queste faune. Quindi è un aspetto naturalistico che è importante. Una domanda, ma così si sviluppa anche il bostrico poi? No. No. Questi qua sono latifoglie, no? Quindi non sono conifere. Ma il bostrico, vi ho detto, che vive solo quando la corteccia è umida e non è ancora secca. Quando è secco, il bostrico non sta più. Sulle piante morte e secche, lì mica c'è più bostrico, ne arriverà mai più. Il bostrico arriva solo sulla pianta deteriente che tende a morire ma ancora parzialmente verde. E quando è tutto secco, il bostrico non c'è più. Arriveranno altre bestie, ma non più il bostrico. Quindi la cultura, diciamo che c'è un tempo di scortecciamento dell'albero per evitare. Ma una volta i boscaioli scortecciavano perché diminuiva il peso ed era dal punto di vista economico un tronco scortecciato valeva di più di un tronco non scortecciato. Quindi non per il bostrico. No, ma anche, perché non c'è solo il bostrico, ci sono tante altre, cioè abete bianco, anche loro hanno il loro bostrico, diciamo così, no? E ce n'è, tutte le conifere ce l'hanno, il larice, i pini. Scusi, è l'olmo che ha questa malattia che fa seccare gli olmi? La grafiosi dell'olmo, è una malattia che fa seccare i rami e poi addirittura la pianta, che viene spostata da pianta a pianta da piccoli coleotteri spoliti di sempre, che è diventato un disastro per le piante più grosse. Anche questo è un fungo come la calara prima del frasino, che non ho detto, è un fungo arrivato dall'Asia. Questo nel primo dopoguerra. Però devo dire, lasciare una pianta con questa malattia non fa veramente tanto che diffondere.
se non si viene eliminata Allora, se uno si accorge subito la taglia e la porta via è una cosa, se uno non si accorge subito la pianta resta secca in piedi, quella non ha più né malattia né scolitide, perché non vivono nelle piante secche. Arriveranno altre bestie poi a utilizzare questo legno lì per un substrato buono, ma non più né la bestia né il fungo. Loro hanno un periodo particolare di attacco, quindi quando vediamo in giro appunto non so, gli abeti rossi morti in piedi da un anno o due, è brutto da vedere, ma lì non c'è più ostrico. Professor, Dimmi, sì. 70 anni fa io andavo in giro per i boschi di Nimis, Sì? Brafro, a prendere la legna in giro, secca, che si poteva prendere. I boschi erano puliti, non c'erano le liane. Adesso nessuno più raccoglie, non occorre dire lasciare la legna per niente, perché la lasciano. No, ma questo quando sono i tagli controllati dalle forestali devono lasciare una parte. Beh, sì. Ma Dio buono, allora sono tutti nati in questi ultimi 50 anni questo problema. Prima come vivevano queste bestie se i boschi erano puliti? Allora, queste robe qua serve per salvaguardare, appunto, se fossero puliti, tutte le faune saproxiliche erano tutte a rischio di estinzione. Non si scappa. Ma se sono puliti, in realtà tu porti via tanto legno, no? Anche i rami, eccetera. Una volta addirittura si poteva andare a prendere le foglie, no? Esatto. Per fare la lettiera del valle. Sì, ma una volta. Ma non sono morti. Ma dal punto di vista dell'ecologia, no? È un disastro, perché porti via sostanze organiche, deve trasformarsi D'accordo, ma lì. non sono morti in questi ultimi secoli No, che si portavano via le foglie. No. Però c'è sempre un pro e un contro, insomma, in tutte le attività, no? Quindi però appunto il danno che noi vediamo da bostrico c'è perché intanto i vecchi boschi di riboschimento sono diventati maturi, quindi suscettibili. Poi è cambiato il clima, c'è stato vaia e quindi metti tutto insieme, quella pianta lì purtroppo Abbiamo portato gli abeti in basso per poter... e gli abeti in basso hanno rimboschito i pascoli delle malghe e soprattutto i pascoli di fondovalle, perché la gente non dava più a tagliare niente, allora rimboschiamo. E quella è stata una storia deleteria perché i boschi coetanei maturi sono i primi che vengono colpiti. Anche perché l'abete nel suo habitat sarebbe troncoconico, non sarebbe colonnare su in alta quota. Si ricoverebbero meno tavole. Boh, dipende un po' da dove cresce. Se andiamo per esempio a vedere gli abeti rossi a Fusine, sono così. Perché? La competizione. Ma no, perché c'era una volta tanta neve e allora quelli che restavano in piedi erano quelli che avevano i rami meno aperti. Se lo stesso abete rosso lo portiamo, due semi dell'abete rosso, uno lo facciamo crescere in montagna, uno lo facciamo crescere a Udine, con di Udine poi crescerà con i rami così. Addirittura in su. O addirittura in su, perché non c'è la neve. Però la prima volta che viene neve viene giù tutto. Sì. Come succede con i pini, no? In pianura, quando viene la neve, vengono giù, perché non sono che rituali. Ma è inevitabile che gli scoliti attacchino in questa maniera intensa o si poteva prevenire sui primi focolai? Non sarebbe stato... No, con Baia, primi focolai cosa? Non fa niente, era distrutta nella montagna, tutte le montagne del nord-est, centro-nord-est. Soprattutto, qual è il problema di Baia? Che sì, sono andati a portare via il materiale schiantato, ma dove era possibile andare con i mezzi? In mezzo alle valli strette, chi va lì a farsi male e a morire addirittura, no? Quindi ci sono dei rischi terribili e i boscaioli corrono dei rischi elevatissimi, farsi male. Ogni tanto sentiamo anche sul giornale, sul Messaggero, all'altra caia un albero e viene su lui e l'albero. I boscaioli di solito sono persone, diciamo così, abituate, sanno quali sono i rischi. Fanno la scuola, lì a Paluzza c'è la scuola dei boscaioli per esempio, no? Quindi sanno quali sono i pericoli, sono ben attrezzati, eccetera, ma ogni tanto succede anche quello, quindi nei posti troppo olivi, eccetera, è pericolosissimo, sono rimasti tutti lì, E possono formare quindi queste nicchie d'attrazione per il posto?
Ma quelli di Vaia che sono finiti in posti impossibili sono tutti secchi ormai, lì non c'è posto. Lì non c'è più. No. Però quella volta sì, all'inizio c'era. Quindi da lì è partito poi in giro dappertutto. Sì. Questo è. Questo dice ci parla. Bene. Ho 3 minuti. Ci sono altre domande? Senta, scusi, forse non c'entra niente questa sera, ma il tarlo del legno e l'acaro del tarlo del legno. Bellissimo. Io sono stata vittima quest'estate. Io anche. Che cos'è? Come Io si colga? da sempre io convivo fra i tarli e gli acari perché mio papà era falegname e restauratore di mobili antichi, quindi tarli in casa ne ho ancora. E come si salva? E se vuoi finire la Allora, cosa succede? C'è il tarlo che va sul legno massello, secco, quelli dei mobili della nonna. Pensate, la larva mangia un legno secchissimo eppure ce la fa trovare l'acqua. No, c'è già una struttura dell'intestino particolarissima che tira fuori quel niente di acqua che c'è, di umido che c'è nel legno secco. Pensate voi come si... Questa sarebbe la larva. La larva del tarlo. E come arriva? Allora, arrivano i tarli, maschi e femmine, le femmine poi fanno le uova, dall'uova nasce la larva, bisogna mangiare il legno un po'. Si vede la segatura? No, quando inizia la larva la segatura è tutta dentro, non mi fuori niente. Poi diventa grande la larva, si diventa poi pupa e poi diventa adulto e a questo punto l'adulto esce e fa il buco di uscita, perché quello che entra è un buco così piccolo che non si vede, che la larva è niente. Quando esce fa il buco e allora dal buco esce la rosura, la polverina che di giù, quella secca, che non è secca quella polverina lì, e quella lì è gran parte carne. È secca, talmente secca che lui fa così, che si va via. E il tarlo però non Beh, si vede. però anche i tarli hanno i loro nemici naturali e ce ne due importanti. Da una parte c'è una microvespa in Betiliti, una microvespa con femmine sessuali e maschi alati, roba da 1,5 mm, che si tira nei buchi e va a fare le uova dentro le larve, come abbiamo visto prima, no? Che la vespetta va sulla larva. E quella lì quindi controlla in parte il tarlo, ma il contro è che la femmina del menotero, della vespetta, ogni tanto, ma non sempre, tante volte, che va in giro per, specialmente se è di legno il letto per esempio, o in camera c'hai il comodino o il comò, vanno in giro e capitano addosso ai cristiani e gli fanno un buco e senti questi spuncioni terribili. Quando arriva e ti fa il buco, cioè, ti prova a vedere se sei buono o no a fare il buco. Non sa mai, lo dice. No. Oh, ma lo senti adesso? Madonna. Sì, posso dire perché lo senti. No, aspetta, fermo là. E siamo a un antagonista. Invece c'è l'acaro. L'acaro. Quell'acaro lì invece è un acaro che funziona come le azzecche, va addosso alla larva e la succhia da fuori, ectoparassita. Quando poi l'adulto viene fuori o comunque finiscono le gallerie, anche l'acaro esce ogni tanto, specialmente in giugno-luglio quando escono gli adulti in norma, perché escono in giugno-luglio i tardi, no? Esce anche l'acaro, specialmente quando ce n'è tanti. E quello è terribile perché è quello che ci punge anche noi, ci fa dei bouillons, si direbbe più là, no? Tutti dei ponfi così, pruriginosi da morire, che restano rossi per 2 o 3 settimane. E tante volte anche i medici non sanno cos'è. Vabbè. E si riconoscono perché all'inizio, sulla parte cacuminale del ponfo si forma una baluttute di liquido bianco, di trasparente, di siero, non è pus, è siero, chiamiamolo siero, trasparente, tutti grati, si rompe e poi fa la crosticina, quindi c'è il ponfo con la crosticina perché tu ci sei grattato. Quello che così è
l'acaro del tarlo, che però colpo di scena non sta solo sui tarli, sta anche sulle paveutis della farina. Del paveutis, scusate, delle farine. Ed è quindi un'arma terribile in molti panifici, dove ci sono la farina con le favelle, per tutto, sa quante ne mangiamo nel pane, quindi si accorge, insomma, ma è molto così. Anche loro chi lavora nei panifici spesso hanno queste cose. Ma scusami, quelle moschine che arrivano sulle travi della terrazza e mi trovo giù le briciole e io vado lì con la siringa di alcol e mi state fuori rinculli, tanto le ammazzo. Se mi dici moschine non sai se cadere. Moschi neris con la pancia un po' più staccata dal busto. Fanno il buco del legno e mi trovo nel pavimento. Ma allora saranno povere degli apoidei che fanno il nido degli apoidei, anche piccole api che fanno il nido nei buchi dei tarli. No, queste qui aprono il buco. Allora perché lì c'è già il legno malandato, allora sta un po' a aprirlo, sì. Sì. Quindi sono delle piccole api. Lei è venuto a Trieste che hanno messo su pochi anni fa, non è che si era malandato. Classico. I buchi dei tarli oppure un legno un po' cariato, arrivano queste piccole appette selvatiche, ti fanno un buchino perché il legno è più tenero e poi li nidificano. Anche nelle tavole mi fanno il buco della tavola da 3 E allora devo dire foto, una roba. Mandami la foto. Guardateci le bestie, o guardateci le bestie. la primavera. C'è di tutto, no? Grazie Pietro, complimenti.